Un numero da verificare, ma sicuramente importante, quello dei tamponi giornalieri in Veneto. 142.000 tra strutture pubbliche e private, pare tanti, ma sicuramente proporzionali alla richiesta. Se sono 290.000 i lavoratori che ogni 2 giorni devono sottoporsi a test per ottenere il Green Pass non essendo vaccinati. Abbiamo sicuramente un aumento costante e importante dei tamponi, stiamo un po' ricostruendo anche il numero complessivo dei tamponi che vengono erogati giornalmente, sono sicuramente aumentati, questo perché anche le farmacie stanno spingendo molto. Per quanto riguarda i vaccini l'andamento è abbastanza stabile, il dato di oggi mi sembra 10.000 circa vaccini ieri con 3.000 nuove dosi, prime dosi e altre 3.000 sono le terze dosi. Sono partite le terze dosi anche per gli over 60 e dal 2 novembre, grazie ad un accordo con i medici di medicina generale, inizieranno le vaccinazioni anti-influenzali in combinata con la terza dose Covid. I contagi rimangono più o meno stabili, nuovi positivi, che analisi si può fare oggi? Allora, oggi abbiamo, mi sembra, quasi 500 positivi. I giorni scorsi eravamo con un numero un po' più basso, dobbiamo dire la verità, sappiamo poi che il fine settimana i numeri sono sempre un po' inferiori, però abbiamo visto che le terapie intensive sono stabili e questo insomma è sicuramente un dato per noi molto importante, ma anche un dato di riferimento.